Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto dalla mascherina, oggi, visto che ho avuto delle richieste di persone che erano interessate a sapere della D'Agita e soprattutto la D'Agita salomonica, guarda caso, io l'altro giorno chi ti incontro in giro in moto e incontro lui, il solito Dante. Per chi non lo conosce, il Dante, cari amici, è ormai un'icona del canale del vostro Marietto Veneziano, perché è il classico tipo che mi racconta di quelle bellissime storie di fantasia, e io sapete che quando sento le storie di fantasia, soprattutto quando si parla di magia e di esoterismo, ho sempre le orecchie aperte come il topo Gigio. Però prima di iniziare questa storia, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo se gentilmente vi potete iscrivere al canale del vostro Marietto Veneziano e anche della Hildegard, e se venite a trovarci nei nostri gruppi di Facebook o di Telegram, ricordandovi che ogni lunedì sera alle 8:30 abbiamo gli incontri di studi di esoterismo. Bene cari amici, dimenticavo anche, attivate la campanella e un bel super like che tira sempre su di morale. Bene cari amici, allora come è successo l'altro giorno? Io praticamente andavo in moto, vedo uno che sbraccia lì in piazza e dico: chi è quello che sbraccia? E chi era? Era il Dante. Allora il Dante gli dico: cosa vuoi Dante? Voglio offrirti un caffè macchiato stretto. Io quando ho sentito caffè macchiato stretto, sapete che il vostro Marietto ha messo giù la moto, ha messo il casco, è corso al bar, si è seduto. Dante, cosa mi racconti oggi? Il Dante prima di tutto mi ha detto, era preoccupato perché dice che c'è qualcuno in giro per il web che spiffera i suoi racconti e fantasie. Io gli ho detto: Dante, su di me puoi metterci la mano del tuo vicino sul fuoco, che stai tranquillo che io sono una tomba. Lui mi ha detto: di te mi fido ciecamente. E allora ha cominciato a raccontare. Mi ha raccontato che tempo fa, questa non è sua, è praticamente di un suo amico che conosceva un amico di un amico. È successo che un suo amico di un amico di un amico gli ha raccontato questa storia. Io ho detto: Dante, io sono qui a braccia aperte, orecchie aperte, quando racconti tu io pendo da te. Mi ha raccontato che c'era una persona che aveva aperto un albergo, una struttura. Questa persona aveva aperto questa struttura ed era in società, e il problema cos'era? Che si era aggregato anche un altro signore. Morale della favola: gli affari vanno, non vanno, galleggiano un pochettino, e morale della favola, questa persona resta in questa società, ma l'altra persona esce dalla società, e visto che abitavano distanti, a quasi 1000 chilometri, succede che quell'altra persona furbescamente gli fa una causa, però non gli manda la causa direttamente nel domicilio, gliela manda in un certo senso a uffa, cioè nel senso che la causa, il tipo era stato chiamato, però non lo sapeva, cioè era stato chiamato dal magistrato, però non sapeva che doveva difendersi. Morale della favola: è iniziata questa causa e questo tipo, non sapendo che erano soci poi, no? Non sapendo che pesci pigliare, ha dovuto rincorrere tutto questo procedimento, no? Questo processo. E si è trovato in salita perché non sapeva, perché quell'altro lo avesse accusato di cose che in realtà non sapeva niente, no? Capita anche questo, cari amici, no? Di essere accusati da persone che si inventano le cose. E morale della favola, sempre l'amico del Dante, dell'amico dell'amico, ha risolto la cosa perché questo signore che aveva questo albergo conosceva un amico, il quale conosceva anche lui un amico che conosceva una sacerdotessa, e questa sacerdotessa ha risolto la situazione così. Scusate, praticamente ha detto la sacerdotessa all'amico dell'amico dell'amico di questo albergatore: senti, facciamo così, no? Questo qui ha lavorato in un modo sporco. Io conosco un sistema che si chiama D'Agide Salomonica. Praticamente non devi scomodare le forze dell'ordine, non devi scomodare l'ordine degli avvocati. Praticamente noi facciamo questa operazione di alta magia operativa, e in breve tempo la situazione sicuramente prenderà un'altra piega. Così mi ha raccontato il Dante, perché sapete che io al Dante non ci credo quasi mai. Morale della favola: io gli ho chiesto: senti, ma cosa sta D'Agida di Salomonica? Perché sai, io sono un pochettino ignorante in materia, sai che io non ci capisco niente. E il Dante mi ha detto che aveva una foto. Si era fatto mandare una foto perché anche lui era curiosissimo di questa D'Agida di Salomone, no?
E io ho detto, ma hai una foto? E lui mi ha detto, sì, ho una foto, mi sono fatto mandare una foto perché mi piace anche a me il nome di Dagida, no? E allora io ho chiesto, senti, ma non puoi darmi anche a me una foto di questa bella Dagida? Perché io pensavo che fosse una donna, pensavo che fosse qualcosa di, un nome femminile. E lui me l'ha data, cari amici, mi ha dato la foto della Dagida di Salomoni, la Dagida salomonica. E allora io l'ho presa, io ho detto, Dante, grazie di avermela spedita, no? Però io non la farò mai vedere a nessuno, mai. Mi ha detto, lo so, di te mi posso fidare perché sei una tomba. Qualsiasi cosa che ti arriva addosso va al campo. Bravo, no? Però lui intendeva al camposanto. Io invece pensavo subito al campo sportivo perché io sono un tipo atletico, lo sapete. Morale della favola, come va a finire? Va a finire che il Dante dopo un po' mi spedisce questa foto per farmi vedere. Io dico, ma cosa è questa roba qua? È la Dagida di Salomone. Ah, ho capito. E cosa serve? E lui mi ha detto, a te non ti racconto queste finezze perché sei un tipo troppo fine, mi ha detto Marietto. Non puoi capire certe cose e non te le voglio far vedere. Allora io, sapete, era finito il caffè macchiato e a un certo punto il vostro Marietto ha detto va bene, mi fermo qui oggi perché guarda, Dante me l'hai raccontata troppo e non so se riesco a reggere anche questa cosa. E quindi il Marietto cosa ha fatto? Ha preso, no? Ha aspettato la foto e sapete che il Marietto non la fa vedere nessuno quella foto lì, perché il Marietto è una tomba. E quindi ha preso e sono andato via, ho detto vabbè Dante, va, per questa volta ci credo, va, metto un like anch'io sul tuo racconto. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui il vostro racconto. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!